Avevo deciso, era giunto il momento. Sentivo forte la necessità di un cambiamento. Mi trovavo nel vortice di una tempesta emotiva. Tutti i miei sensi erano coinvolti. Tutto mi girava attorno. Grandissime emozioni, gioia, delusioni, dolori, rabbia, amori, grandi idealismi si intrecciavano e mi intrecciavano creando una spirale che mi avvolgeva. Come una pianta sguizzava dentro di me e si radiava in tutto il mio essere. Una linfa creatrice, un eco di libertà risuonava forte e come un pesce dal manto argentato cambia colore da verde a viola. Un pesce che si dimena, si agita a tratti, si rigidisce, soprattutto quando pensa di essere afferrato. Sguscia via, fluttando nelle acque ora agitate, crespe, a tratti limpide e fredde. La traversata era cominciata. Avevo deciso di allontanarmi dall'isola madre. La mia destinazione, un'isola più piccola, immersa nel Mar Blu cobalto, un come emerso in un vulcano spento ben 246.000 anni fa. La più antica delle 7 sorelle eoliane, Filiculi. Avevo 20 anni quando presi la nave che mi portò a navigare nelle acque interne ed esterne, nel mare della mia vita. Era primavera inoltrata, avevo deciso di trascorrere tutta l'estate nell'isola. Avevo preso la mia prima decisione importante, allontanarmi dal periodo di fuoco che stavo vivendo sentimentalmente. Lasciavo la mia zona comfort, che nell'ultimo periodo mi stava abbastanza stretta. Ricordo perfettamente la scia biancastra, azzurra, verde e blu della nave nel lasciare l'isola madre. Era la mia avventura in una isola più piccola di origine vulcanica, la più antica delle Eolie, Filiculi.